Allora, avevamo accennato prima per un argomento secondo me che forse che necessita parecchio tempo, perché è un passaggio culturale importante, ovvero si diceva più che altro sessantenni, quindi relativamente giovani imprenditori che magari vedono i figli che intraprendono altre strade, lecitamente, perché non bisogna costringere mai a fare delle scelte che non piacciono, o non hanno figli o che so io, e l'azienda o smette quando andranno in pensione o non vanno in pensione, perché poi come può succedere, però la vedo un po' triste, però mai. Altrimenti la scelta è creare delle nuove figure che possano prendere in mano l'azienda anziché chiuderla definitivamente. Questo potrebbe essere importante. No, questo è assolutamente... È un passaggio tosto, però... È un passaggio culturale principalmente, culturale. Quello che le grandi aziende hanno già fatto da tempo. Grosse aziende dove hanno visto che... ma là ci sono i consigli di amministrazione. Lì c'è un sistema diverso, è vero. Però anche lì ci sono state tante aziende nel Veneto partite dal cosiddetto paron, tra virgolette, che faceva fatica. È un salto di qualità. È vero però, dalla ricerca emerge chiaro, ma emerge anche dalla conoscenza che ha Confartigianato, che questo passaggio sta entrando nella mentalità della categoria dei sessantenni, che sono coloro che vengono da una generazione mista, nel senso mista che intendo che non è quella dei genitori del dopoguerra, che contemporaneamente hanno i figli che spesso hanno studiato, hanno quindi intrapreso strade diverse, dove loro stessi considerano la qualità della vita anche. Cioè non si accontentano più di lavorare 20 ore al giorno e dopo vado a casa e non mi rimane che andare a letto, perché insomma uno è. Adesso la qualità della vita, e quindi dire lavoro però dopo ho un po' di tempo libero, avviene anche per gli imprenditori, soprattutto chi ha una buona aziendina dice sì, lavoro, però se dopo voglio uscire o farmi un fine settimana non è che posso morire sull'azienda. Ecco, questa che inizia prendo sessantenni per stabilire così un parametro, e che invece nei giovani lo troviamo ben distinte questa cosa. Ecco che questo è un fattore positivo per dire ai tuoi collaboratori, partendo principalmente da quelli più anziani di tempo dell'azienda, di dire sì, è un passaggio che posso fare, è un passaggio che io, che già lavoro qui da 10 anni e che sono più giovane, assieme a qualche altro mio collega, me la posso sentire di fare, perché il lavoro lo conosco i fornitori, spesso, perché insomma, se in pochi i fornitori sono quelli, si tratta di fare quello che è la parte amministrativa, si tratta di fare quello che è il rapporto con il cliente, ma secondo me sono passaggi che si possono fare. Poi ci siamo accorti che in effetti le imprese artigiane dei giovani nascono con una cultura diversa. Cioè lavoro, però ho anche il mio tempo da dedicare alla famiglia, allo sport, al tempo libero. Ecco che queste esperienze portano a consolidare questa idea che abbiamo, confermata dallo studio del professor Gubitta, e da investire l'associazione nel portare avanti queste idee, insomma, e quindi questa opportunità. Un altro messaggio: per esperienza vi dico che ancora oggi un artigiano che ti viene a casa vuole un pagamento cash con sconto. Come combattere questo visto che non sono a conoscenza dei prezzi e non capisco la convenienza? Allora, su questo di solito se sono imprese artigiane strutturate, sono imprese serie che non si possono permettere di fare un tanto al chilo, dico, il prezzo. Sono venuto a ripararti l'impianto elettrico, lavoro di una giornata, ti chiedo 300 euro, dico una cifra a caso, ma quando uno sa che non è che uno prenda di 8 ore, non prendi 50 euro all'ora, insomma, ecco. Un'azienda strutturata non si permette di sparare cifre esorbitanti. Ci sono, per carità, e succede, è successo una volta, succede adesso, non so se succederà anche domani, che c'è sempre il furbetto di turno. È vero che le associazioni, uno può anche telefonare alle associazioni e sapere il prezzo di mercato. Quindi non c'è un listino, però c'è un prezzo di mercato. Non c'è un listino. Una volta c'erano i listini delle camere di commercio, adesso non ci sono più. E soprattutto quando si tratta di manutenzioni, come faceva riferimento prima il messaggio, è difficile
ed è un po' su questi lavori che c'è qualcuno che ne approfitta. Però sulle aziende strutturate nessuno si permette a sparare cifre fuori di mercato, perché sa che le bugie hanno il naso corto, cioè certo, infatti. Buongiorno. Viene accorciato, nel senso che la bugia la puoi dire una volta, la puoi dire 2 volte, ma dopo vieni scoperto e quindi vieni sbugiardato. È una cosa che c'è e che purtroppo secondo me ci vuole delle regole diverse che non ho mai capito perché, ma insomma noi siamo sempre stati come associazioni affinché ci sia trasparenza e legalità sul lavoro, cioè è giusto pagare, ecco, viceversa ci sono anche clienti che si fanno fare i lavori e dopo non ti pagano, quindi che ci sia legalità su entrambi i fronti, sia sull'aspetto che uno quando lavora deve essere pagato, sia sull'aspetto che il lavoro deve avere un importo giusto, corretto di mercato. Un messaggio, buongiorno, i bonus edilizi sono stati prorogati al 2025 con decalaggio compreso sconto in fattura e cessione del credito. Solo le villette passano da giugno 2022 a dicembre 2022. Sì, però gradatamente si va a diminuire. Rimane il tema dei condomini e che dopo ci sono delle difficoltà. È vero che che il lavoro continuerà, è vero che abbiamo però contemporaneamente il problema dei materiali e quindi di un mercato drogato. Questo delle materie prime questo purtroppo è un dato triste. Ma drogato vuol dire sostanzialmente che quello che io adesso vado a pagare non è un prezzo equo? Che nel momento in cui sai che hai una scadenza, adesso l'hanno prorogato, ma fino a 10 giorni fa, a 11 giorni fa non si sapeva. Certo. E quindi abbiamo passato tutto il 2021 dove i prezzi sono partiti con una cifra e si sono triplicati di mese in mese. Dovuti a cosa? Dovuti a mancanza di prospettiva, perché tutti volevano subito, al tema delle materie prime, a vari temi. Adesso c'è una proroga, il fatto è che principalmente la richiesta era delle piccole case, delle case singole. Sui condomini c'è ancora difficoltà. C'è difficoltà perché o ci sono dei condomini coesi tra di loro e un amministratore che sa gestirli, allora il condominio può usufruire del 110 con tranquillità, ma spesso avviene che all'interno del condominio, essendo molte famiglie, non si mettono d'accordo. Quindi anche povero l'amministratore non riesce a fare una equa e giusta gestione del tutto. Il problema vero comunque rimane sempre le materie prime. Abbiamo materie prime che sono da un lato le materie prime inteso vere e proprie per eseguire i lavori, parlo dei cappotti, si fa fatica a trovare il materiale per fare il rivestimento, te ne danno un bancale alla volta, si fa fatica a trovare i ponteggi sono arrivati a cifre esorbitanti. Io vedo raddoppiati tutti i prezzi praticamente, qui avete da qualsiasi cosa, meccanica, plastica, falegnameria, ceramica, pulisecco, ogni cosa ha perso raddoppiato. l'orizzonte, senza parlare, in ultima, parliamo dell'ultimo mese, del caro bollette, che sono materie prime anche quelle, per alcune aziende sono materie prime perché senza il gas o senza la corrente queste non possono funzionare. Una fra tutte è la ceramica, ad esempio, che per le imprese artigiane ovviamente parlo, che dove incide ovviamente il costo del metano o dell'energia su altre cose, nella plastica e via dicendo, che vanno fuori mercato. E quindi abbiamo aziende che dicono: bene, io ho firmato il contratto perché vendevo la ceramica a 10, adesso con questi problemi che stanno emergendo io dovrei venderla a 15, ma a 15 non me la compra più nessuno perché piuttosto vanno in Cina. Così è con tanti altri materiali, insomma, perché chiunque di noi adesso con molta sincerità fa fatica o perlomeno non è propenso a pagare una cosa il doppio. Assolutamente, ma infatti adesso d'altra parte un imprenditore ti dice: ecco qua la bolletta. Chiaro. No, ma infatti indubbiamente. Hai il 200%, dove vuoi che vada?
Esatto. Io devo metterla in conto. Presidente, abbiamo altri argomenti ma non c'è più tempo, abbiamo esaurito il tempo. Noi la ringraziamo tantissimo di averci illustrato alcune questioni che erano abbastanza calde e spinose, altre le affronteremo in proseguo di altre puntate. Intanto buon lavoro, perché so che lavoro intanto, almeno quello ce n'è, è importante questo. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, di aver partecipato con i vostri messaggi, scriveteci le vostre mail naturalmente e noi ci vediamo domani. Grazie.